Sono passati 30 anni dall'esplosione del cosiddetto scandalo dei petroli che coinvolse i vertici della Guardia di Finanza, dei servizi segreti e il gotha della politica italiana e ieri proprio allo scoccare del trentennale è stato presentato un libro scritto a più mani fra magistrati, storici e giornalisti che a vario titolo si interessarono di uno dei casi più discussi della storia della Prima Repubblica. Questi sono gli spunti emersi ieri a Vittorio Veneto, nel Trevigiano, durante un incontro pubblico al Centro Culturale Fenderla, al quale hanno partecipato Domenico Labozzetta e Mario Vaudano, due delle toghe più attive nell'inchiesta. Con loro il giornalista Raffaele Volontè, fra i primi cronisti a narrare sulla stampa veneta i contorni dell'affare Petroli, e poi lo scrittore Enzo Guidotto, presidente dell'Osservatorio Veneto sul fenomeno mafioso. Il principale protagonista fu il generale giudice siciliano, palermitano, mascalzone, ladro, contrabbandiere, ed era comandante della Guardia di Finanza, comandante generale. Ma questo potrebbe far pensare che il libro sia un libro denuncia, uno scoop. No, dopo 30 anni dai fatti non può essere uno scoop, vuole essere soltanto un omaggio alle mele sane della Guardia di Finanza, un omaggio alla parte sana della Guardia di Finanza, quindi alla stragrande maggioranza di agenti ufficiali e sottufficiali della Guardia di Finanza che sono riusciti a disinquinare un corpo che non è meno benemerito di altri. Il libro, pubblicato dalla Fondazione Berro, è ricco di riferimenti storici, spunti d'inchiesta, documenti, ma quali sono gli spunti principali affrontati dagli autori? I punti più salienti sono di cercare di far vedere che tutta questa vicenda ha un filo rosso che parte dagli anni '80 e attraverso la dimostrazione di un malcostume diffuso in quell'epoca nell'ambito della corruzione nel settore dei petroli in realtà si riconnette alla vita di oggi.